Renato Bertelle, ai politici che sono qua, al senatore Santini eccetera, vorrei chiedere di unirci a noi in una, non una battaglia, una guerra. Vorrei dire due cose, scusati se ti rubo un minuto. Noi siamo veramente in guerra. Guardate che è giusto questo provvedimento che hanno ottenuto le associazioni, ma noi dovremmo ottenere qualcosa di più. Ma perché la procura ha fatto un sequestro, ha ottenuto un sequestro contro 2 dirigenti? Ma perché la procura non ha fatto quel sequestro concesso che non sarebbe andato a noi per 106 milioni? Il procuratore non l'ha voluto, il GIP l'aveva concesso e la Cassazione ha detto che doveva fare il sequestro. E perché la procura non ha tenuto conto delle denunce di truffa? È stato detto prima che siamo stati truffati. E perché non ha tenuto conto delle false comunicazioni sociali? Perché non l'ha fatto? E perché non chiede sequestri? Perché non chiede i sequestri contro Zonin, che si è disfatto di tutto? Poi dico un'altra cosa, la banca in liquidazione, perché non fa la revocatoria contro coloro che hanno avuto i beni di Zonin? E perché non chiede il sequestro? Perché non andiamo in banca, in liquidazione a chiedere queste cose? Dobbiamo fare la guerra se vogliamo vincere. È giusto questo fondo è giusto, ci sono i soldi, ma dobbiamo andare a prenderli a chi ce li ha rubati, a chi ce li ha fatti sparire, chi ci ha truffato. Allora dobbiamo andare assieme, dobbiamo andare tutti noi con coloro che sono qua. I sindaci hanno decine di migliaia di persone nelle loro famiglie che sono stati truffati e sono con noi, verrebbero con noi a combattere per queste cose, a chiedere alla banca di fare i sequestri, di portare a casa, perché adesso sta facendo l'azione di responsabilità, dovrebbe chiedere 2 miliardi. Ma perché non chiede la revocatoria allora? Perché non fa la revocatoria la banca? L'avvocato della banca ha detto a me nell'ultima assemblea di aprile, e gli ho chiesto: ma scusa, perché la banca non fa? Mi ha dato incarico di fare l'azione revocatoria per poi fare i sequestri. In aprile lo ha detto, in aprile. Perché non la fanno più? Perché, cari miei, comandano gli altri, non la politica. Chi è sopra la politica? E la politica, sì, proprio i soldi. I soldi, ma noi non possiamo venire qua in 4 gatti ed aspettare. Purtroppo siamo in Veneto. No, siamo pochi, perché se qualcuno qua dietro si ricorda, scusa, qualcuno si ricorda qua dietro quando io dicevo la procura non fa quello che dovrebbe fare. Andiamo a chiedere, ma non si può, sì che si può. Ho detto come si sarebbe potuto, è vero Elena? Andare un po' alla volta dentro, affinché fossimo stati 100, 150, arrivavano i giornalisti a vedere cosa si faceva dentro, perché se non alziamo le bandiere, se non pestiamo i piedi, loro sono riusciti, 4 ottobre eccetera, è poco, dobbiamo fare di più, inutile lamentarsi. Quanta gente ha detto a me, non c'è nessuno che ammazza Zonin, ma scusi, lei perché non lo ammazza? Come? Qualcuno dovrebbe coparlo, però nessuno lo fa. Gli fa ben farlo. Qualcuno dice che farebbe bene coparlo, ma io non lo dico. Ecco. Ma bisogna comunque portare a casa i soldi di quella gente. No, nessuna revocatoria. Questo cede, va in commissione, non mi ricordo, sono vecchio ricoglionito. Te ne ciappi tutti per coglioni. Questo è il discorso. Lui i soldi li ha dati ai figli, alla moglie e a chi ha voluto e nessuno gli chiede indietro. Noi non possiamo farlo perché ci sono dei costi e dei rischi. C'è la televisione, sai, avvocato? Ecco. C'è la televisione. No, ho detto che non bisogna uccidere. Non bisogna. Non bisogna uccidere, cosa ho detto? Che farebbero male? Qualcuno lo vorrebbe però. Ecco, non noi. Ecco. Signori, bisogna fare la guerra, Giorgio.